Botta e risposta ai vertici del Consorzio Universitario di Agrigento tra il professor Giovanni Ruvolo e Nene Mangiacavallo per la guida dell'ente, l'intervento della CGIL di Roberta Lala. Si è conclusa l'edizione 2026 del Presepe Vivente a Montaperto, a Santa Elisabetta, la pastorale di Nardo. Caos al pronto soccorso di Agrigento per una visita ritardata alla madre anziana, un incendio a Licata, un deposito di ferraglie. L'Agragas vince contro il Gemini per gli ottavi di Coppa Italia allo Stadio Russo di Aragona. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi, giovedì 8 gennaio. Il professore Giovanni Ruvolo ha confermato le proprie dimissioni irrevocabili dalla carica di vicepresidente del Consorzio Universitario di Agrigento con una lettera formale indirizzata alle principali autorità regionali, ai sindaci dei comuni soci e ai rappresentanti delle comunità accademica. Il nostro servizio. Il professor Giovanni Ruvolo ha confermato le proprie dimissioni irrevocabili dalla carica di vicepresidente del Consorzio Universitario di Agrigento con una lettera formale indirizzata alle principali autorità regionali, ai sindaci dei comuni soci e rappresentanti delle comunità accademiche. Le dimissioni presentate originariamente il 12 settembre del 2025 sono state definite dal professor Ruvolo come un atto di protesta civile contro la scelta della giunta regionale di sostituire il presidente Giovanni Perino con l'onorevole Antonio Mangiacavallo, già alla guida del consorzio tra il 2019 e il 2022. Ruvolo ripercorre nella lettera le tappe del lavoro svolto dall'amministrazione, insediatasi nel marzo del 2024, sottolineando l'impegno profuso per risanare la situazione amministrativa e finanziaria dell'ente. Tra gli obiettivi perseguiti figurano la riduzione del disavanzo strutturale ereditato dalle precedenti gestioni, la creazione di un tavolo tecnico permanente con l'Università di Palermo, l'ERSO, la TUA e i soci comuni, interventi di manutenzione, adeguamento delle strutture universitarie, l'attivazione di una nuova mensa universitaria, un servizio navetta a tariffa agevolata per gli studenti di infermieristica. Il professor Giovanni Ruvolo evidenzia inoltre i risultati economici conseguiti durante la gestione dimissionaria, tra cui l'incasso di oltre 1,3 milioni di euro di contributi regionali arretrati che hanno permesso di mantenere gli equilibri di bilancio, garantire la continuità dei servizi essenziali. Nella lettera vengono altresì richiamati i principali contenziosi legali che gravano sul consorzio, in particolare quello con l'Università di Palermo relativo a una pretesa creditoria di circa 8 milioni di euro e quello con il libero consorzio comunale di Agrigento per un credito di 600 mila euro. Giovanni Ruvolo sottolinea come la governance uscente avesse avviato un percorso di dialogo e trasparenza per risolvere tali questioni, con l'obiettivo di ristabilire rapporti istituzionali corretti, garantire una rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale dell'ente. Il professore esprime forte preoccupazione per la sostituzione del presidente Perino, ritenendo che tale decisione possa compromettere il processo di risanamento e riportare il consorzio a modelli gestionali del passato. Con le sue dimissioni, Giovanni Ruvolo, secondo quanto si legge nella nota, intende richiamare l'attenzione delle istituzioni sulla necessità di preservare la trasparenza e la correttezza amministrativa, garantire la continuità delle iniziative già avviate. Ruvolo ribadisce la propria disponibilità alla collaborazione con la comunità universitaria e gli organi di controllo, riaffermando la convinzione che il Consorzio Universitario di Agrigento rappresenti un patrimonio per l'intera provincia e deve essere tutelato da ogni interferenza politica o gestionale non coerente con la missione istituzionale. Le sue dimissioni quindi non appaiono come un semplice gesto personale, ma come un forte segnale politico. E sulla nota di Giovanni Ruvolo interviene oggi l'ex presidente del Consorzio di Agrigento, Nene Mangiacavallo, che prende il posto dell'attuale Giovanni Perino. Sentiamo uno stralcio dell'intervista al Nene Mangiacavallo. Il professor Giovanni Ruvolo ha confermato le proprie dimissioni irrevocabili dalla carica di vicepresidente del Consorzio Universitario di Agrigento con una lettera
formale indirizzata alle principali autorità regionali, ai sindaci dei comuni, soci e rappresentanti delle comunità accademica. Le dimissioni presentate originariamente il 12 settembre del 2025 sono state definite dal professor Ruvolo come un atto di protesta civile contro la scelta della giunta regionale di sostituire il presidente Giovanni Perino con l'onorevole Antonio Mangiacavallo, già alla guida del consorzio tra il 2019 e il 2022. Ruvolo ripercorre nella lettera le tappe del lavoro svolto dall'amministrazione, insediatasi nel marzo del 2024, sottolineando l'impegno profuso per risanare la situazione amministrativa e finanziaria dell'ente. Tra gli obiettivi perseguiti figurano la riduzione del disavanzo strutturale ereditato dalle precedenti gestioni, la creazione di un tavolo tecnico permanente con l'Università di Palermo, l'ERSO, la TUA e i soci comuni, interventi di manutenzione, adeguamento delle strutture universitarie, l'attivazione di una nuova mensa universitaria e un servizio navetta a tariffa agevolata per gli studenti di infermieristica. Il professor Giovanni Ruvolo evidenzia inoltre i risultati economici conseguiti durante la gestione dimissionaria, tra cui l'incasso di oltre 1,3 milioni di euro di contributi regionali arretrati che hanno permesso di mantenere gli equilibri di bilancio, garantire la continuità dei servizi essenziali. Nella lettera vengono altresì richiamati i principali contenziosi legali che gravano sul consorzio, in particolare quello con l'Università di Palermo relativo a una pretesa creditoria di circa 8 milioni di euro e quello con il libero consorzio comunale di Agrigento per un credito di 600 mila euro. Giovanni Ruvolo sottolinea come la governance uscente avesse avviato un percorso di dialogo e trasparenza per risolvere tali questioni, con l'obiettivo di ristabilire rapporti istituzionali corretti, garantire una rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale dell'ente. Il professore esprime forte preoccupazione per la sostituzione del presidente Perino, ritenendo che tale decisione possa compromettere il processo di risanamento e riportare il consorzio a modelli gestionali del passato. Con le sue dimissioni, Giovanni Ruvolo, secondo quanto si legge nella nota, intende richiamare l'attenzione delle istituzioni sulla necessità di preservare la trasparenza e la correttezza amministrativa, garantire la continuità delle iniziative già avviate. Ruvolo ribadisce la propria disponibilità alla collaborazione con la comunità universitaria e gli organi di controllo, riaffermando la convinzione che il Consorzio Universitario di Agrigento rappresenti un patrimonio per l'intera provincia e deve essere tutelato da ogni interferenza politica o gestionale non coerente con la missione istituzionale. Le sue dimissioni quindi non appaiono come un semplice gesto personale, ma come un forte segnale politico. E la CGIL di Agrigento interviene sulla crisi che sta attraversando il Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento, chiedendo trasparenza e responsabilità nella gestione dell'ente, in seguito alle dimissioni irrevocabili del vicepresidente Giovanni Ruvolo, accompagnati da dichiarazioni polemiche. Il sindacato sottolinea come la situazione confermi lo stato di profonda difficoltà in cui versa il consorzio, più volte denunciato negli ultimi mesi. Secondo la CGIL, le tensioni politiche e i contrasti interni tra le forze della maggioranza regionale stanno mettendo a rischio un'istituzione fondamentale per il diritto allo studio, per lo sviluppo del territorio. È inaccettabile, afferma il segretario generale della CGIL Alfonso Buscemi, che giochi di potere e responsabilità politiche possano compromettere una delle poche realtà positive della nostra provincia. Il sindacato richiama inoltre i sindaci del territorio, in particolare il primo cittadino di Agrigento che detiene la maggioranza delle quote del consorzio con il 64%, a esercitare pienamente le proprie responsabilità. La CGIL chiede che venga consentito l'insediamento della nuova governance e della figura già designata alla presidenza per evitare che l'ente venga definitivamente paralizzato. Buscemi conclude avvertendo che in assenza di un intervento immediato la CGIL attiverà tutti gli strumenti democratici e sindacali a disposizione per far emergere le responsabilità politiche e istituzionali di questo stallo. Non possiamo permettere, conclude Buscemi, che Agrigento perda il proprio consorzio universitario per colpa di logiche di potere e mancanza di visione.
E su quanto sta succedendo al Consorzio Universitario di Agrigento interviene oggi Roberta Lala, responsabile di Italia Viva, affermando: leggo con grande rammarico le notizie relative ai contrasti al vertice del Consorzio Universitario di Agrigento, che ritardano o potrebbero addirittura impedire l'insediamento del presidente designato e quindi il regolare funzionamento del consorzio. Il mio rammarico è grande perché ben conosco le grandi potenzialità che ha il consorzio per la crescita del territorio e dei suoi giovani. Al mio insediamento nel 2015 trovai un consorzio sull'orlo del fallimento, incertezza nelle entrate, difficoltà gestionali, situazioni debitorie, tutte da definire, con tanto lavoro e grazie all'intesa con il governo regionale del tempo e in particolare con gli assessori all'economia e alla formazione, trovammo la quadra e riuscimmo a far ripartire efficacemente l'università da Agrigento, portando numerosi corsi di laurea, aumentando il numero degli studenti, investendo anche sull'edilizia. E si è conclusa l'edizione 2026 del Presepe Vivente di Montaperto, il servizio. Non pensavamo di trovare una bella chicca. Complimenti a chi ha organizzato questo bel presepe. Suggestivo, molto particolare, proprio sembra di ritornare di nuovo ai tempi antichi, veramente bello, carino. Complimenti a chi l'ha organizzato. È sempre un piacere tornare qui a Montaperto. Io vivo a Savona, sono cresciuta e nata qua in Sicilia e vedere questo bel presepe tutti gli anni ci fa, il cuore si apre, siamo contenti e spero che anche chi è venuto a trovarci è rimasto contento. Benvenuti allo street food del presepe di Montaperto. Sì, siamo alla 13ª edizione, è stata un'edizione veramente emozionante perché eravamo molto fiduciosi, perché abbiamo avuto subito la sensazione che il presepe fosse ancora più bello degli altri anni, però il numero di persone che sono venute a visitarlo è stato veramente straordinario. E poi per quanto riguarda il consuntivo, che vi devo dire, a giudicare dai giudizi che leggiamo online è stato un grandissimo successo, un grande successo che ci spronerà a fare sempre meglio. Abbiamo delle idee nuove per il prossimo anno. A parte le cose che avete visto, quest'anno mi preme ricordare la prima edizione del premio Radici di Sicilia, che abbiamo premiato quest'anno Giovanni Moscato, che è stato un artista poliedrico, figlio di questa terra, che ha dato tanto a questa terra. Poi voglio ringraziare per ultimo, ma non per ultimo, ma per importanza, forse sono le prime, questo grandissimo esercito di persone che incontrate per la strada, che hanno contribuito a costruire questo presepe, a renderlo bello, a renderlo interessante, e questo lo voglio veramente ringraziare tutti a uno col cuore, perché mi danno ancora di più
la forza e l'emozione di andare avanti. Con la pastorale di Nardo a Santa Elisabetta si sono concluse le manifestazioni natalizie che quest'anno hanno coinciso pure con la fondazione del paese dei suoi 70 anni di autonomia e servizio. Con la pastorale di Nardo a Santa Elisabetta si sono concluse le manifestazioni natalizie che hanno coinciso con la fondazione del paese dei suoi 70 anni di autonomia. Da domenica 4 con la tradizionale degustazione della pecora al sugo, pasta e ceci, fave cotte, il 5 quello della ricotta, il 6 l'evento particolare Aspettando Nardo che ha coinvolto per l'intera giornata dell'Epifania tutta la collettività. La rappresentazione di Nardo è una teatrale popolare che unisce il sacro e il profano e mette in scena la vita pastorale e rurale del paese. Il protagonista Nardo incarna la semplicità e l'ingenuità del mondo contadino, a inizio dalla Chiesa Madre, in alto con la rappresentazione della transumanza, racconta episodi di vita pastorale, di lavoro nei campi e la preparazione del piatto tipico, la pasta con la ricotta. Il culmine viene dato con la processione che scende verso Piazza San Carlo, concludendosi con l'aspetto religioso con 3 re magi che seguono la stella. Elementi tradizionali sono rappresentati dalla musica delle zampogne, dei tamburi e degustazioni di prodotti locali. È una delle sagre più antiche e genuine della nostra Sicilia. Richiama persone da tutta l'isola, unendo alla comunità una tradizione secolare. Grande soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino Liborio Gaziano, che ha commentato: le festività natalizie si sono concluse con grande partecipazione e successo, eventi, iniziative, momenti di condivisione hanno animato la nostra Santa Elisabetta, regalando sorrisi e occasioni di incontro e un forte senso di comunità. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita del programma natalizio, alle forze dell'ordine, alle associazioni, ai volontari, ai ragazzi del servizio civile, ai commercianti, agli uffici comunali e a tutti i cittadini. Il Natale, conclude il sindaco Gaziano, è stata un'importante occasione per stare insieme e valorizzare il nostro territorio. Continuiamo su questa strada con impegno e collaborazione. Anche a Caltanissetta è arrivata la Befana della solidarietà. Ce ne parlano i colleghi di Caltanissetta. Una Befana di sorrisi e solidarietà, quella vissuta nell'atrio del Palazzo Comunale di Caltanissetta, dove si è svolta la distribuzione dei giocattoli raccolti nell'ambito di Rigiochiamo, il progetto ecologico e solidale ideato da 1 e giunto all'8º anno, che promuove il recupero e la redistribuzione di giocattoli usati ma in ottimo stato da donare ad altri bambini. Corre l'obbligo di ringraziare la Croce Rossa per aver organizzato e per organizzare ogni anno questo evento bellissimo, perché in realtà dà un momento di distensione, di sorriso ai bambini che chiaramente vengono qua e trovano una quantità di giocattoli che possono scegliere quanti ne vogliono e soprattutto quali vogliono, sia per i bambini che per le bambine. Ed è veramente uno spettacolo eccezionale che non fa altro che onore a questa amministrazione. E questo è il mezzo e il metodo per evitare che vengano dismessi e buttati così giocattoli che invece vengono ripristinati e vengono resi utilizzabili ai bambini così come per evitare, si aiuta l'ambiente, si evita di gettare in mezzo alla strada, così come può capitare, giocattoli in disuso, mentre questi vengono ripristinati, vengono ricondizionati e resi fruibili dai bambini che oggi se li stanno prendendo in grande quantità. L'iniziativa, organizzata dal Comitato di Caltanissetta della Croce Rossa Italiana grazie a un finanziamento dell'assessorato alla famiglia della regione siciliana e con il supporto logistico di Poste Italiane, ha visto il coinvolgimento, oltre che delle scuole nissene,
anche di numerosi istituti scolastici di Palermo, Comiso e Catania, regalando momenti di gioia e inclusione a centinaia di bambini. Un grandissimo risultato ottenuto oggi con migliaia di giocattoli consegnati in particolare alle famiglie vulnerabili del territorio. Un progetto che guarda non solo al welfare sociale, che è stato ben aiutato, ben fornito da parte dell'amministrazione comunale, ma anche un progetto di riuso, un progetto di riutilizzo sociale e ambientale dei giocattoli. Un'attività veramente importante che speriamo di portare avanti anche il prossimo anno con l'aiuto di tutti e in particolare dei volontari. Vorrei sottolineare l'importanza del volontariato in questa attività con 30-40 volontari che hanno lavorato alacremente fin dal mese di novembre, in particolare della referente Giulia Di Mauro che ha coordinato egregiamente e ovviamente dalla Presidente Sonia Bognanni che ha dato l'iniziativa al progetto e ha dato l'autorizzazione allo svolgimento del progetto. Quella del 6 gennaio ha fatto seguito alla prima distribuzione svoltasi il 28 dicembre scorso al quartiere Provvidenza. Durante la manifestazione Una stella nel borgo, il dono del Natale. Da quest'anno la raccolta di giocattoli nelle scuole nissene diventerà permanente, assicurando che il Rigiochiamo continui a crescere, rafforzando i valori della condivisione e del rispetto per l'ambiente. E sempre in tema di Epifania, con i 3 Maggi si sono concluse le manifestazioni a Fondachello Valdina. Ce ne parlano i colleghi di Messina. Si sono ufficialmente conclusi con la tradizionale sfilata dei 3 Maggi, gli eventi natalizi organizzati dall'associazione L'Eclettica a Fondachello. Oro, incenso e mirra. Un ricco calendario di appuntamenti che ha accompagnato il villaggio dall'8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione, fino all'Epifania, nel segno della tradizione e della partecipazione condivisa. Se è vero che l'Epifania tutte le feste porta via, a Fondachello il Natale appena vissuto lascia un segno profondo nella memoria collettiva. Le iniziative promosse dall'associazione non sono stati semplici momenti di intrattenimento, ma scelte consapevoli, pensate per rafforzare il senso di comunità e riportare al centro valori fondamentali come la condivisione, il rispetto reciproco, la pace, il valore della vita e la cura delle relazioni. Il percorso natalizio ha preso il via con un momento inaugurale solenne e partecipato, per poi proseguire con appuntamenti capaci di coinvolgere tutte le generazioni, dalla gioia dei più piccoli nell'incontro con Babbo Natale alla tombolata comunitaria che ha unito famiglie, giovani e anziani, fino al concerto Note di Natale, che attraverso la musica ha affrontato temi di grande attualità come la pace, il bullismo e la violenza sulle donne. Tu sei conforto di ogni dolore, tu sei la forza di chi si affida a te, la strada che ci riporta a Gesù. Ave Maria. Ogni evento ha contribuito a costruire un Natale autentico, vissuto insieme, restituendo al villaggio il valore dello stare insieme e della partecipazione attiva. Stamattina sono entrato nella palestra di scuola e ho puntato il più carogna dei miei compagni. L'ho guardato lì, dritto negli occhi, fisso. Ho pensato che volevo sconfiggerlo. Così, sapete cosa ho fatto? L'ho abbracciato e ho vinto io. La manifestazione conclusiva, con la sfilata dei 3 Maggi e della Befana tra le strade di Fondachello, ha rappresentato simbolicamente l'intero cammino. Un Natale semplice e vero, condiviso con amici, famiglie e bambini del territorio. L'associazione L'Eclettica ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la riuscita delle manifestazioni, in particolare la parrocchia San Giovanni, i volontari
e tutti i cittadini che hanno partecipato con entusiasmo e calore. Your faith was strong, but she needed proof. You saw her bathing on the roof. Your beauty in the moonlight of euphoria. She tied into her kitchen chair. She broke the throne and she cut your hair. And from your lips she threw the La Procura della Repubblica di Agrigento, notiziata dell'accaduto, ha aperto un fascicolo d'inchiesta per cercare di fare chiarezza su quanto effettivamente è accaduto. Un quarantenne di Canicattì, incensurato, nella tarda serata di ieri è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo con una ferita ad arma da fuoco al ginocchio. I medici in servizio lo hanno sottoposto alle cure necessarie. Non è in pericolo di vita. Al presidio ospedaliero, raccolta la segnalazione, sono accorsi i poliziotti del commissariato di Canicattì. L'uomo ha riferito di essere stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco mentre si trovava in via 4 novembre. Gli agenti della zona hanno immediatamente avviato le indagini. È stata eseguita una perlustrazione nel posto indicato, ma a quanto pare nulla di utile sarebbe saltato fuori. Pretende che l'anziana madre venga visitata subito, poi fuori di sé, insulta i sanitari in servizio e minaccia e aggredisce anche la guardia giurata. Un 49enne di Palma di Montechiaro ha creato il caos al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. A evitare il peggio sono stati i poliziotti della sezione volanti, intervenuti per ben 3 volte nell'arco della stessa giornata per ripristinare la calma. L'anziana è stata poi ricoverata in urologia, dove l'uomo avrebbe continuato a creare problemi, tant'è che le pattuglie della polizia sono accorse altre 2 volte. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento. Le ipotesi di reato a suo carico sono violenza a pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio e interruzione di pubblico servizio. Non è ancora chiara la natura che ha innescato la scintilla iniziale, ma non è esclusa al momento alcuna pista. Un incendio ha devastato un capannone usato come deposito di ferraglie e vecchi elettrodomestici. Il fabbricato è di proprietà di un 52enne, ma di fatto in uso a un 45enne, entrambi di Licata. I danni provocati dalle fiamme sono importanti e in via di quantificazione, teatro del fatto che si è verificato ieri notte in contrada San Michele, alla periferia di Licata. A dare l'allarme al 112 sono stati alcuni passanti alla vista della colonna di fumo e delle fiamme. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina e i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Licata. I pompieri hanno dovuto lavorare per oltre 2 ore prima di avere ragione sull'incendio e mettere in sicurezza l'area interessata. I militari hanno avviato le indagini per accertare le cause del rogo. Linea alla regia per la pubblicità. Passiamo ora alle notizie dello sport che riguardano l'Akragas, che batte il Gemini per 4-1 nell'andata degli ottavi di Coppa Italia allo stadio russo di Aragona. Beh, è stata dura stare fuori dopo la squalifica. Oggi ti sei ripreso la tua rivincita, ma ti sei preso anche questa vittoria dell'Akragas con 2 proteste. Sì, intanto sono felice per questa vittoria. Abbiamo iniziato la partita e siamo andati in svantaggio fino a fine primo tempo, poi ci siamo parlati dentro lo spogliatoio e abbiamo cambiato completamente atteggiamento ed è quello che ci serve, è quello che ci sta mancando ultimamente per cercare di vincere le partite. Per quanto riguarda la squalifica, sì, purtroppo senza far nulla per la prima volta da quando che gioco a calcio sono stato squalificato. Meno male che è stata una giornata senza fare nulla, però oggi sono stato contento anche di giocare e di aiutare la squadra
per questa vittoria. La gara che ha cambiato volto tra il primo e il secondo tempo, che cosa è successo? Sì, ripeto, ci siamo guardati in faccia, anche perché siamo una grandissima squadra fatta di grandi uomini, ci siamo guardati negli occhi e non era l'Agragas nel primo tempo, quindi abbiamo iniziato il secondo tempo col piglio giusto e abbiamo portato questa vittoria a casa. Allora, ti faccio subito la domanda quella scomoda, che succede con questi rigori? No, ufficialmente mi dimetto per calciare il rigore, do spazio a un altro compagno che se la senta, quindi va bene, però sono cose che succedono, cose che capitano, importante provarci sempre, riprovare ancora e oggi penso che nel secondo tempo abbiamo fatto vedere qual è la vera Agragas. Tu alla prodezza che ha sbloccato poi la partita, ha riportato in vantaggio l'Agragas, ti sei preso innanzitutto la rivincita personale dopo aver sbagliato il rigore, ma poi hai dato il vantaggio alla squadra. Ti ripeto, sono episodi che possono capitare, quindi noi però subito il rigore sbagliato abbiamo continuato a provarci a vincere questa partita perché ci tenevamo tanto. È importante andare con un vantaggio importante a Gemini perché sappiamo che è una squadra tosta e un campo difficile da affrontare. Che seconda parte del campionato ti aspetti? No, non molto diversa da quello del primo girone, quindi sarà un girone di ritorno duro con delle partite molto difficili ancora da affrontare, ma penso che se noi rimaniamo con i piedi su terra, con l'umiltà che dobbiamo avere come nel secondo tempo e dove tutti corrono, tutti lottano, e penso che il cammino si accorcerà. Vista le partita dai 2 volte, l'avevate impattata bene, eravate andati anche in vantaggio, poi nel secondo tempo è venuta fuori l'Agragas, è cambiata completamente la partita. Sapevamo che era dura e abbiamo iniziato, come hai detto tu, il primo tempo molto bene. Purtroppo non so cosa sia successo nel secondo tempo, anche perché dico, durante la pausa avevamo chiarito che comunque ci sarebbe stato e ci aspettavamo il ritorno dell'Agragas, però sicuramente ha fatto la differenza la maggiore esperienza, la maggiore come dire, cattiveria che il secondo tempo ci ha messo l'Agragas. Merita assolutamente questo risultato. Noi è uno step che deve sicuramente farci crescere. Al ritorno comunque ce la metteremo tutta per passare il turno, continua a essere un nostro obiettivo, non ci aspettavamo un risultato magari con un passivo così pesante e chiediamo scusa ai nostri tifosi, però devo dire che nessuno alla fine si è risparmiato, è venuto fuori anche la maggiore qualità anche balistica dei giocatori dell'Agragas, a cui faccio i complimenti. E noi comunque dobbiamo già guardare oltre. Sabato giochiamo la seconda gara di ritorno e non dobbiamo assolutamente farci, come dire, indirizzare, influenzare da questo episodio. Sappiamo il nostro valore e sappiamo che comunque è, come dire, un piccolo incidente, ce la metteremo tutta nella gara di ritorno. A Capo d'Orlando si sigilla la clessidra del tempo, parla l'opposizione, ce ne parlano i colleghi di Messina. Piena. Quest'anno nel porgere gli auguri alla comunità di Capo d'Orlando abbiamo il piacere anche di pensare ai nostri concittadini del 2125. Si sono conclusi i festeggiamenti del primo centenario dell'autonomia di Capo d'Orlando. Come si ricorderà, la città paladina si staccò da Naso il 27 settembre 1925. In centinaia hanno inserito nella clessidra del calendario, che resterà chiusa per 100 anni, dei messaggi ai loro discendenti del 2025 e tra loro anche i consiglieri dell'opposizione consiliare Cambiamo Capo. La consigliera Linda Liotta ne condivide qualche stralcio. Questa testimonianza giunge a voi non come una semplice pagina d'archivio, ma come un frammento vivo della nostra quotidiana battaglia per la trasparenza e la giustizia amministrativa. In un'epoca in cui la gestione della cosa pubblica affrontava sfide complesse, dall'equità fiscale alla sostenibilità finanziaria, ci impegnammo perché ogni decisione fosse sottoposta al controllo democratico e ogni risorsa fosse dedicata al bene comune. Tra le iniziative che caratterizzano il nostro impegno ricordiamo qui l'Operazione Verità,
Una campagna nata per portare luce prima sui costi allora ritenuti eccessivi della tassa sui rifiuti e successivamente sui bilanci comunali in grave deficit. Crediamo con fermezza che il ruolo di una minoranza responsabile non fosse solo criticare, ma vigilare, ascoltare la comunità e proporre alternative concrete. Per questo ci considerammo in senso ideale dei tedofori, non portatori di una fiaccola olimpica, ma di una fiamma diversa, quella della trasparenza e della verità, per illuminare il cammino della gestione pubblica e consegnare alle generazioni future una città più giusta e solida. Oggi, a distanza di 100 anni, ci rivolgiamo a voi con la speranza che quel nostro impegno abbia contribuito, nel suo piccolo, a costruire le basi di una comunità dove la democrazia e la libertà siano valori non solo dichiarati, ma vissuti. Auspichiamo che abbiate custodito e rinnovato lo spirito di partecipazione, di controllo civico e di amore per il bene collettivo che ispirò la nostra azione. Di amministrare con trasparenza, nella verità, perché è importante conoscere esattamente la situazione delle casse comunali. Anche io mi associo agli auguri alla comunità di Capodorlando. Cambiamo capo con Operazione Verità, ha tracciato ormai la strada del futuro, consegna alle nuove generazioni quella che è la politica con la P maiuscola, determinazione, competenza, verità e trasparenza. Ci auguriamo, auspichiamo che le nuove generazioni continuino nel solco di questa strada. Noi vogliamo augurare ai nostri concittadini del 2125, quindi 300 anni, di trovare una città secondo le aspettative che oggi noi poniamo. L'augurio non può che essere unico. Noi speriamo, anche se parlare da morto diciamo che non è proprio il massimo, però a parte lo scherzo speriamo di trovare nel 2125 una Capodorlando più bella, perché è veramente ciò che merita. Quindi un messaggio al 2125, agli orlandini del 2125. Auguri! Auguri Capodorlando! Auguri Capodorlando! Auguri. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Via Sicilia alle 15 e alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.